debuttato lo scorso anno a Piazza di Siena e ha avuto la soddisfazione di vincere una categoria proprio con Lord Van Essen, terzo a squadre nella Coppa del concorso ippico internazionale di Bratislava, poi ancora terzo a Budapest. Da 6 anni porta la divisa dell'aeronautica militare, è sergente, monta presso un impianto di sua proprietà vicino a Pavia, ha come istruttore Roberto Arioldi. È buono il percorso di Lord Van Essen, i due ormai si conoscono alla perfezione, fanno coppia fissa, un binomio molto affiatato, ci sono ancora margini di ulteriore miglioramento per questo cavallo grigio che ha dimostrato di possedere mezzi notevoli. E vedete, ci sta provando. Gorla va a commettere errore sul passaggio di sentiero in bianco, rosso e blu, continua fino alla fine, comunque a buon ritmo, era discreto il tempo, sono 8 le penalità e spesso ricordiamo che precisione e velocità non sempre si sposano, non sempre vanno d'accordo. Merita comunque un applauso Davide Gorla per aver espresso la giusta dose di competitività. Carezze per Lord Van Essen. Ora per la Germania Hans-Günther Goskowitz in sella debut, cavallo dal mantello sauro di 11 anni. Claudio? Sì, vai Alessandro. Proviamo a fermare Gorla, chiediamogli un giudizio su questa prova. Aspettiamo che esca dal campo per liberarlo. Davide, una buona prova, peccato per quei 2 errori nella seconda fase, eh? Sì, in gabbia forse sono arrivato un pochino lungo, quell'errore lì magari non potevo evitarlo, l'ultimo sì però. Ci hai provato, eh? Beh, sempre. Grazie a Gorla, avete sentito il fiatone. Certamente i maggiori protagonisti di questa disciplina sportiva sono i cavalli e loro la fatica vera e propria, però non è un gioco da ragazzi montare a questi livelli, è anche uno sforzo fisico oltre che di concentrazione, di equilibrio e di grandissima tecnica. Intanto seguiamo il cavaliere tedesco Hans-Günther Goskowitz, nato nel settembre del 76, per lui 6° posto nel Gran Premio di Monaco nel 92, poi posto d'onore nel Gran Premio al concorso di Bratislava in sella Silver Dream. Con questo cavallo ha ottenuto il 2° posto nella Coppa delle Nazioni di Poznan. Sono 8 le penalità nel tempo di 60 e 28 e intanto sta cercando di fare capolino fra le nuvole il sole, e se il tempo non farà i capricci dobbiamo ritenerci soddisfatti delle condizioni atmosferiche, perché c'è stata una leggera pioggerellina che non ha infastidito più di tanto pubblico e atleti e anzi ha rinfrescato un po' l'aria. Il rischio è quello di dover gareggiare con un clima torrido. Infatti nei giorni precedenti c'era un gran caldo qui a Roma, ora la temperatura è ideale. Ed ora un cavaliere molto importante, si tratta di Michel Robert per la Francia su Alligator Fontaine, un cavallo intero nato nel 1988, ovviamente di origine francese. Michel Robert ha un curriculum che necessiterebbe di 2 o 3 giorni per essere letto tutto, talmente sono rilevanti i suoi meriti. Uno dei cavalieri francesi più esperti e rappresentativi, nato nel dicembre del 48.
ha debuttato in Coppa delle Nazioni nel 72, di lì a poco è diventato uno dei migliori cavalieri francesi, e pensate che fino a oggi ha accumulato 13 medaglie fra campionati d'Europa, del mondo e giochi olimpici. Nel 94 con Miss 2 argenti individuale e a squadre ai mondiali dell'Aia. Nel 96 ha vinto proprio qui a Piazza di Siena la Coppa delle Nazioni con la Francia. Lui montava Vendée. Lo scorso anno ha contribuito a 3 vittorie francesi in Coppa delle Nazioni, la Ball, Roma appunto come detto, e a Gijón con Auletto. Poi ha vinto i Gran Premi di La Ball, Ixted e Dinard. Per lui 80 Coppe delle Nazioni, ha concluso con 8 penalità, rivediamo anche il suo errore. Per la Colombia, for Colombia, 136 Lanciana, written by Juan Carlos Garcia. Prima abbiamo parlato impropriamente di Riviera, l'ostacolo numero 9 è in realtà costituito da barriere su fosso. E ora per la Colombia Juan Carlos Garcia su Lanciana, una femmina nata nell'86 di origine tedesca. Attenzione a questo percorso, perché conoscendo Juan Carlos Garcia c'è da giurare che il cavaliere colombiano trentenne nato a Bogotà tenterà di insidiare il primo posto dell'olandese Henk van de Poel. Juan Carlos Garcia, che si è fra l'altro aggiudicato, come ho già ricordato, la categoria d'apertura, una categoria a tempo in sella al Fido Mar del Plata. È sempre netto il suo percorso. Vediamo l'ultimo ostacolo della prima fase e ora occorre dare gas, piede sull'acceleratore. Superato il primo verticale, ostacolo numero 10. Bene anche qui, è sempre pronto a dare battaglia a Juan Carlos Garcia, uno dei beniamini del pubblico, perché non lascia mai nulla di intentato. Vediamo la piegata a mano sinistra per affrontare il verticale, 27,43, e si porta in vantaggio per soli 10 centesimi di secondo. È il miglior tempo, doppio netto per Juan Carlos Garcia e Lanciana. 27,43 è il nuovo tempo da battere. Lanciana, clear round, time 27:43. 27,43, davvero un battito di ciglia separa Juan Carlos Garcia da Henk van de Poel. Avevamo anticipato che questo percorso si sarebbe rivelato importante. Claudio, Juan Carlos Garcia, vai. Proviamo a intervistare Juan Carlos Garcia. Potrebbe arrivare alla seconda vittoria oggi, Juan Carlos? Poi speriamo di sì. Molto buona anche questa seconda fase, hai rischiato molto. Sì, ma ho una ottima cavalla in forma, allora posso rischiare. Grazie, rischio anche io qua, Claudio. Rischi di prendere qualche calcio in effetti, ma ormai sei un esperto. Grazie a Juan Carlos Garcia. Mancano ancora 3 binomi alla conclusione di questa categoria: Rodrigo Pessoa, Hervé Godignon, Philippe Lejeune, un trisdassi. Cominciamo con Rodrigo Pessoa, un altro figlio d'arte, figlio del grande Nelson, monta l'Oro Piana Tomboy, castrone baio nato nell'83, di origine irlandese. Rodrigo Pessoa, figlio di Neco, è nato nel 72, risiede a Bruxelles. Nella finale di Coppa del Mondo, quarto nel 96, in campo alle Olimpiadi per lui bronzo a squadre, nono posto individuale, uno dei top 10 certamente nell'elite internazionale.
ha portato al suo paese, al Brasile, la prima medaglia olimpica in questa disciplina sportiva. Rodrigo Pessoa, ragazzo fra l'altro molto simpatico, sempre disponibile. Le prime insidie per Juan Carlos Garcia arrivano proprio da Rodrigo Pessoa, percorso netto fino a questo momento, non è ancora stata completata la prima fase, mancano ancora un passaggio di sentiero, l'Oxer. Eccoci, ci siamo nella seconda fase, mi ero distratto, non c'è il tempo, non c'è la rilevazione cronometrica, siamo in attesa di sapere. Allora, nessuna penalità, 28 e 15, dunque non si porta al comando della classifica, ma è vicinissimo, si tratta proprio di centesimi di secondo, 28 e 15 per Rodrigo Pessoa, sempre diligente con il suo loro piano tomboy sugli ostacoli. Ed ora un altro pezzo da 90, Hervé Godignon su Unique Réveillon, un castrone nato nel 1986 di origine francese. Hervé Godignon, nato nell'aprile del 52, per lui il primo Gran Premio addirittura nel 77, anno in cui ha debuttato in Coppa delle Nazioni. In carniere 4 titoli nazionali nel 78, 79, 87, 95, 83 presente nella squadra ufficiale francese. Per 7 volte ha partecipato alla finale di Coppa del Mondo. Miglior risultato in questa manifestazione, quinto posto nel 91 a Göteborg. Agli europei recenti di San Gallo, bronzo a squadre, 12° posto individuale, quarto ad Atlanta, un podio sfiorato dall'equipe transalpina. Vediamo se Hervé Godignon ha interesse a inserirsi fra i primi della classifica provvisoria, ma c'è già un errore agli ostacoli da parte di Unique Réveillon, 4 le penalità, e dunque soltanto Philippe Lejeune, il cavaliere belga, potrà soffiare la seconda vittoria in giornata al colombiano Juan Carlos Garcia, la cui tenacia, la cui combattività sta ripagando abbondantemente. Un cavaliere dotato di grandissimo temperamento, carezze da parte di Hervé Godignon a Unique Réveillon, che conclude con 9 penalità e un quarto nel tempo di 72,97 e può permettersi anche un ciuffo di erbetta. Ultimo binomio in campo per questa categoria a 2 fasi consecutive, Philippe Lejeune per il Belgio in sella Carnival Bouncer, un binomio che abbiamo visto impegnato la settimana scorsa nell'ultimo weekend a Savio di Ravenna, vicino a Cervia. Ha ottenuto l'accesso al barrage, si è comportato molto bene. Philippe Lejeune è nato nel giugno del 1960. Carnival Bouncer è un baio nato nel 1985, per lui origini irlandesi. Nel 95 per lui presenza nella finale della Volvo World Cup, 8º. Invece per quanto riguarda i campionati europei, 6° posto individuale, 5º a squadre. Ed è ormai ufficiale la vittoria di Juan Carlos Garcia per la Colombia, che bissa il successo ottenuto in mattinata. Infatti ha commesso già un errore Philippe Lejeune. Doppio a seguire dunque per Juan Carlos Garcia, protagonista assoluto della giornata inaugurale del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Continua il suo percorso intanto il belga Philippe Lejeune, non accede alla seconda fase, conclude la prima nel tempo di 55,34 con 4 penalità. Ed ora
Fra qualche istante vi daremo la classifica definitiva. Vittoria per Juan Carlos Garcia, che si era imposto nel premio Giardini di Roma categoria tempo in sella a Mar del Plata e ha messo a segno un 1-2 di rara efficacia, portando alla vittoria Lanciana nella categoria a 2 fasi. Ancora le fasi rallentate del percorso del belga Philippe Lejeune, lo vediamo impegnato nella doppia gabbia, una delle 2 combinazioni previste nel tracciato, ed ecco la classifica definitiva. Vince Juan Carlos Garcia in sella Lanciana, in seconda posizione Henk van de Poel per l'Olanda su VZ, in terza la statunitense Ann Kursinski su Eros, in quarta posizione Michael Whittaker Absalom Z, poi il brasiliano Rodrigo Pessoa Roro Piana Tomboy, quindi in sesta posizione Margie Goldstein su Alvaretto, in settima posizione il primo dei cavalieri azzurri Paolo Garofalo su Julius, poi ancora per completare i primi 10 Philippe Rosier Francia su Flyer, e avete visto le prime posizioni con un'inquadratura totale del campo di gara di Piazza di Siena. Vittoria dunque per Juan Carlos Garcia per la Colombia. E con queste immagini, amici all'ascolto, torniamo in diretta. Vedete inquadrata la casina dell'orologio del campo di Piazza di Siena, un orologio per la verità di qualche minuto in avanti. Torniamo in diretta.